Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi, cari amici ascoltatori, siamo qui a Villa dei Cedri, una villa veneta ottocentesca, ma siamo specificamente a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, per farvi scoprire un reading teatrale, un'opera diversa che ci porta a un'opera di Joseph Roth. Si chiama La leggenda del Santo Bevitore e ha a che vedere con una storia molto toccante, emozionante e anche con la fede e con una figura importante che è Santa Teresita de Lisieux. Spero vi piaccia, venite con noi! Sì, come avevamo anticipato, oggi esploreremo insieme un evento culturale che celebra l'unione tra arte e natura, ospitato nella splendida cornice delle colline del Prosecco, precisamente alla Villa dei Cedri. Ma prima di iniziare a raccontarvi di questo reading teatrale La leggenda del Santo Bevitore di Joseph Roth, questa opera profonda e toccante che ci invita a riflettere sulla condizione umana, non possiamo fare a meno di raccontare un po' sulla location scelta per questo evento, la Villa dei Cedri, così conosciuta per l'imponente cedro del Libano presente nel suo parco di quasi 90 anni. La villa è un luogo di eventi culturali, congressi ed esposizioni temporanee. Questa splendida villa, costruita nel 1800, è immersa in un parco incantevole e oggi è anche sede dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La villa non è solo un simbolo della storia architettonica del Veneto, ma anche un centro culturale che lavora per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale e artistico. In realtà non si chiama Villa dei Cedri per sé, si chiama Villa Piva. Nel 1818 Pietro Piva, esperto settaiolo, arrivò a Valdobbiadene con il compito di risistemare il laboratorio entrato in crisi all'inizio della dominazione austriaca. Come in tutti i casi analoghi, qui la villa nasce come coronamento e autorappresentazione del successo imprenditoriale della nuova borghesia, una borghesia colta e molto attenta alle tendenze e mode del continente. Nel 1840 l'opificio viene restaurato e ne viene aggiunto un annesso. La Villa dei Cedri si adagia in questo centro di Valdobbiadene all'interno di un paesaggio dichiarato patrimonio UNESCO, in cui l'opera dei viticoltori, combinata con la natura del luogo, ha contribuito a crearne uno scenario unico. E parlando di questo patrimonio UNESCO, le colline del Prosecco sono certamente un esempio e anche a tutelarle c'è l'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco, che svolge un ruolo fondamentale nella promozione di eventi che uniscono cultura e natura, come in questo caso. Il loro impegno nel valorizzare il territorio è evidente in eventi come questo che celebrano la bellezza delle colline e il loro patrimonio culturale. La villa è un luogo ideale per ospitare attività che incoraggiano la riflessione e la connessione con l'ambiente circostante. Vi abbiamo già parlato all'interno di Ernestina dalla fine del mondo alcuni anni fa di questa importante realtà, grazie a una intervista fatta alla sua presidente Marina Montedoro che potete ritrovare su Facebook e YouTube. Il consiglio direttivo dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ha lo scopo di tutelare il sito, con l'obiettivo comune di progettare un'immagine coordinata di questo paesaggio culturale a marchio UNESCO e realizzare un sistema turistico sostenibile che vive 365 giorni all'anno. E parte di questi eventi è giustamente questo evento che fa parte del progetto Milkwood, che torna con la sua terza edizione. Quest'anno il reading teatrale itinerante La leggenda del Santo Bevitore è stato realizzato per celebrare i luoghi simbolo del territorio. Lo spettacolo, prodotto da Ercole Palmieri, vuole consacrare come luoghi teatrali l'Endinara, Jesolo e Valdobbiadene, animandoli attraverso percorsi teatrali e narrativi che grazie alle multivisioni di Francesco Lopergolo rendono unica la performance.
A dare corpo e voce alla narrazione importanti personalità del teatro italiano, come per esempio Jane Alexander, Deborah Capriolio, Diego Dalla Palma, Giorgio Lupano, Justine Matera, Ivana Monti, Caterina Murino e Sebastiano Somma. Questo reading teatrale è stato realizzato da Arteven e dall'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco ed è sostenuto dalla Regione Veneto e dal Comune di Valdobbiadene. Arteven dal 1979 è il circuito multidisciplinare del Veneto, un'associazione riconosciuta dalla Regione Veneto e dal Ministero della Cultura. Arteven, questo programma che coordina la distribuzione di spettacoli dal vivo di prosa, danza, musica e circo contemporaneo nei luoghi culturali e di aggregazione del territorio veneto in accordo e collaborazione con i suoi oltre 100 enti associati pubblici e privati. Ogni anno mette in scena più di 1200 spettacoli per oltre 250.000 spettatori. In questa performance particolare i luoghi del romanzo si fondono e prendono forza dai luoghi delle città, diventando il teatro perfetto per mettere l'accento su questo racconto che parla di un viaggio di perdizione e di redenzione, che ha echi lontani ma vicini a tutti noi, come la guerra, l'esilio, la vita di chi vive ai margini. Andreas Skartak, il clochard protagonista di questo racconto, è infatti metafora di un percorso che tocca luoghi simbolici ed evocativi e che sarà magico scoprire all'interno delle città che ospitano tutte queste edizioni: Lendinara, Jesolo e la nostra cara Valdobbiadene. Uno degli obiettivi principali di questo progetto è rivelare a occhi nuovi, ma anche allo sguardo di chi quei luoghi li abita da sempre, nuove prospettive e diversi punti di vista, celebrando attraverso il teatro la bellezza paesaggistica del Veneto. Ma andiamo ora all'interno di questo reading svolto presso l'ex opificio annesso alla villa. Parliamo della trama di La leggenda del santo bevitore. La storia segue Andreas Skartak, un clochard che vive ai margini della società nella Parigi degli anni 30. Dopo aver ricevuto un dono inaspettato, Andreas si promette di restituire il denaro a Santa Teresa de Lisieux, un gesto che lo porta a intraprendere un viaggio ricco di sfide e riflessioni. La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth è spesso elogiata per la sua profondità emotiva e la complessità dei temi che affronta. Critici letterari sottolineano come Roth riesca a tessere una narrazione che, pur essendo ancorata a eventi storici e sociali, trascende il tempo e il luogo parlando a generazioni di lettori. La scrittura di Roth è caratterizzata da una prosa lirica evocativa che riesce a catturare le sfumature delle emozioni umane, rendendo la sofferenza e la bellezza della vita palpabili. Molti lettori apprezzano come l'autore riesca a dare voce a un personaggio che vive ai margini della società, mettendo in luce la dignità anche nelle situazioni più disperate. Joseph Roth, scrittore di origine austriaca, è stato un osservatore acuto delle dinamiche sociali e politiche del suo tempo. La sua opera è intrisa di una profonda sensibilità verso le ingiustizie e le fragilità umane. La leggenda del santo bevitore riflette non solo la personale esperienza di Roth come esule, ma anche la sua visione del mondo come un luogo in cui la redenzione è sempre possibile, anche nelle circostanze più avverse. Critici notano che la trama, sebbene semplice nella sua linea narrativa, si sviluppa in una serie di eventi che offrono spunti riflessioni sull'alcolismo, sulla solidarietà e l'umanità. La promessa di Andreas di restituire il denaro a Santa Teresa de Lisieux diventa un simbolo di speranza, evidenziando il desiderio universale di trovare significato e salvezza. In questo senso, l'opera di Roth non è solo una narrazione di perdita, ma un invito a guardare oltre le apparenze e a scoprire la luce anche nei luoghi più bui. Le suggestive interpretazioni ci hanno fatto emozionare. Ogni artista recitava una parte diversa in un piano dell'ex opificio modernamente ristrutturato.
Il pubblico, in un passaggio dinamico, doveva spostarsi tra le sale che si alternavano tra piano terra, primo piano e sotterraneo del palazzo, il che donava un fascino extra all'evento. Uno degli obiettivi principali di questo progetto è rivelare nuovi aspetti e punti di vista su luoghi familiari, incoraggiando sia i residenti che i visitatori a celebrare la bellezza paesaggistica del Veneto. Le colline allora non sono solo un paesaggio mozzafiato, ma anche un contesto in cui l'arte trova espressione. Inoltre la partecipazione della Regione Veneto e del Comune di Valdobbiadene dimostra un forte impegno a sostenere la cultura e il turismo sostenibile, contribuendo a una visione di sviluppo che valorizza le peculiarità locali. Parte del team di Ernestina dalla fine del mondo ha avuto anche l'opportunità di esplorare brevemente il centro di questo bellissimo posto in Veneto. Valdobbiadene è un comune italiano di quasi 10.000 abitanti della provincia di Treviso. Situato a quasi 40 km dal capoluogo provinciale, Valdobbiadene è noto sia a livello nazionale che internazionale per la produzione del celebre Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Non ci resta allora altro che invitarvi a scoprire le bellezze che ci regala Valdobbiadene e a essere spettatori della prossima rappresentazione di La leggenda del Santo Bevedor, scoprendo la magia che si cela dietro le parole di Joseph Roth. Questo evento non è solo un'occasione per apprezzare il teatro, ma anche per immergersi nella bellezza delle colline del Prosecco e nelle storie che si raccontano. Cari amici ascoltatori di Ernestina dalla fine del mondo, oggi la nostra puntata finisce qui. Spero vi sia piaciuta tanto come noi e ricordate che se volete rivedere questa e tutte le altre nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome Ernestina dalla Corteluccio o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspettiamo prossima settimana. Intanto vi saluto da qui, da Valdobbiadene, a Villa dei Cedri. E ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.